oggi è una giornata che è ricca di significati per Portotolle. Intanto forti saluti dell'amministrazione comunale, che è anche ben rappresentata dal Presidente del Consiglio, del mio assessore Daniel Bertaggia. Un ringraziamento in particolare naturalmente alle nostre forze dell'ordine, alla mia polizia locale, alla mia protezione civile, alle associazioni d'Arma e alle associazioni che oggi come sempre partecipano a queste giornate. Un ringraziamento particolare, lo dico sempre, ma è dovuto ed è a Graziano che comunque è il nostro puntello per queste giornate, ma è anche giusto ricordarlo. È una giornata che ha tanti significati, soprattutto in questo panorama mondiale che stiamo vivendo, ma ricca di significati anche per Portotolle, perché ieri è stato l'anniversario dell'ultima grande alluvione che c'è stata a Portotolle, che ancora forse è ancora il segno vicino alla chiesa. Scusa Don Matteo, per essere ringraziato grazie a Don Matteo che c'è della grande alluvione. Domani sarà l'anniversario di Lino Beccati, che è la nostra medaglia d'oro e valore che abbiamo sul nostro territorio comunale, che presto gli dedicheremo una giornata apposita anche a lui, ed è quella giornata che ricorda la prima guerra mondiale e quindi il sacrificio di tanti giovani, ma veramente giovani, che hanno avuto quell'esperienza di vivere in certi posti, di toccare certi territori dove la prima guerra mondiale veramente l'hanno vissuta ed è passata. C'erano quei ragazzi di 17, 18, 19 anni che andavano a difendere quella bandiera e quel territorio di cui noi abbiamo quelle radici profonde e che ancora oggi sono quel significato di essere comunità a Portotolle, comunità in Veneto, comunità a livello italiano. E le forze armate, quelle forze armate che oggi da una parte creano quasi quella paura, perché comunque la guerra, oggi viviamo Israele e Palestina, Ucraina, Russia e Centroafrica, insomma purtroppo passano gli anni, passano i decenni, ma ancora tutte queste guerre che scoppiano in giro per il mondo. Però da un lato quella divisa che vediamo tutti i giorni, che sono ben rappresentate qua oggi dai carabinieri alla polizia, dalla capitaneria della Guardia di Finanza alla militare, che oggi sono comunque un punto di riferimento, devono essere un punto di riferimento, sono delle persone che sono amiche del territorio, che i nostri giovani si devono avvicinare con la giusta, capendo quel giusto messaggio, quel messaggio della difesa della pace, della serenità e di quella vita quotidiana di cui abbiamo bisogno tutti quanti per essere una comunità serena. Quindi un grazie in particolare a chi oggi indossa per qualsiasi ruolo che svolge quella divisa che oggi celebriamo in questa giornata. Viva Portotolle, viva l'Italia! Grazie alla nostra banda.